Ci troviamo in una piazza di un qualsiasi paese del Friuli. Alcune persone sulla porta di casa attendono familiari e amici al ritorno dal lavoro. Così a notte anche tutto non la sarai. Una nuova vita aspetta. Sì, il mio uomo splane con sé, me e me fie mariute. Pos dis anche mo e poi la in Argentina. Quel che poi mi displace alle per mariute. Tanti innamorate di che brav frutta le tunini e che con gran dolore scugnerà abbandonarlo e che al manco il fin tremai che non cambia in disrupis sempre dome pensiers se che stimpa non fa sploe io domani io ripartì io partis di male voe e mio cur t'allasci a te e partì io ai devi e partì io i squem e partì nel conte muie purché tu mi vuelis ben, purché tu mi vuelis ben. Intanto si discute sulle aspettative, sulle speranze e anche sulle illusioni che il grande viaggio in Argentina potrà riservare. Passa di lì il sindaco. Oh, giusto ben che le pulì, illustrissi. Lui che è stato in America, che mi fa il piacere di spiegarmi certi speraulis un po' strambis che mi scrive il mio miglio. La lettera è discussi. Cara moglie, ti scrivo per farti sapere che io sto bene di salute e pesos ne ho in quantità, che i pesos mi tengono in broade. Ma no, Anute, sono pesos, sono i pesi argentine. Ah, ti mando il richiamo per te e per la nostra cara Mariute, la figlia nostra adorata. O come dicono qui, la nostra cara mucacca? Muchacha, vuol dire fruttate. Fol che lo trai. Io lavoro molto e sembra davvero un burro, ma chi ha le forme di scrivi che il biato. Ma sì, un po' burro, è il mus in Argentina. Oh, cuore mio, aveva sempre lavorato così. Qui troverete le stagioni cambiate. Di star alle unviar e di unviar alle star e gli è proprio vero che il mondo alle ribaltare. Io per risparmiare vado spesso nella leccheria, ma ce l'hai alla lecca? Ma Nute, tu pensi proprio tutte, leccheria è da lattarie. Si discute ancora, poi il sindaco si congeda e rivolge un saluto ai prossimi emigranti. Buon viaggio e buone fortune. Sì, là in Furlane, portai lontano il vostro lavoro e riguardai sempre il nostro Friuli. E non dismetteassi, sals, onesti e lavoratori. Là e fasei conosci al manco un po' le nostre storie dal Friuli, i nostri grandi artisti, scrittori e studiosi del passato e tanti altri che con le loro opere hanno onorato la nostra India. E musicisti come il Candotti di Codroi e il suo squelato, il Gran Tomadini, che è stato premiato in Gramai a Parigi e che ha giunto l'amicizia e la stima dal famoso Blitz. E se non fosse cagliere un evore come, il suo nome avrei fatto chiamare un evore di spiace, anche voi, in tutto il mondo. Contai la nostra storia, la storia di civiltà, che col suo nome antico, Forum Miuli, ha dato il nome al Friuli. E di Udine, che ha già fatto il puesto di civiltà dopo il terremoto del 1222, e che ora presente è la capitale spirituale del Friuli, anche di là del monte e di là delle acque grandi. E di Aquilea, che era la seconda Roma, e dalle invasioni barbaries, i mazzalizis, i brusarilis, las robaries.